Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata, s'attacca ai nervi e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata perché di queste cose assai nemica. La caffettiera soia che l'antica dice che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando avere, continua a dire se non sei scassata. Chissà qua poi ti scendi in da nottata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è la notte, si cotta sempre la caffettiera sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contenta una giornata sana. La caffettiera tiene sempre in mano, pure in due specchie e votava a mirare. Difatti la caffettiera non c'è male. È vecchia sì, ma polizzata è nuova. Scusate, sì che la può passare a radio e prova, perché ho presente non da funzionare. Papà in certi punti pure a torto, ci voglio un'ora per si fa una tazza. Mamma ciò dice la miscela pazza, se la caffettiera non fa funzionare. Papà, Lucchi vogliamo che espresso, la caffettiera toi non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che solo col caffè o prova. Mamma con questo amico ci si trova, appena trasa ce la fa mania. A ieri giorno dentro la stanzietta stava mamma, l'amica a caffettiera. Quello che vi racconto è tutto vero. Trasi la porta e vedo che sto qua. Mamma che a caffettiera mi si mano, l'amica che guardava e sorrideva. Oh, ma ce n'è la pronti già teneva. Disse mia madre, si può caricare. Ma che ne fate voi una moca espressa? Se fecero due tazze ambressa. L'amica disse, ma qua moca espressa, sta caffettiera antica in una lassa.